In questi giorni nel mare antistante San Leone si è visto un mega yacht ancorato al largo dalla nostra costa a qualche centinaio di metri. Tante sono state le curiosità per questa mega barca di ultralusso che a quanto pare sarebbe di proprietà del padrone della scuderia di Formula 1, l'Aston Martin, di proprietà di Lawrence Stroll, un'imbarcazione lunga circa 100 metri con diversi piani di estensione, 5 per l'esattezza. Su tale evento è intervenuto il noto velista agrigentino Andrea Barbera che, ricordiamo, qualche anno fa con una piccola imbarcazione a vela fece la circumnavigazione della Sicilia, una nota ovviamente indirizzata ai nostri amministratori al fine di valorizzare il nostro porticciolo turistico invece che pensare solo all'aeroporto. Così scrive Andrea Barbera. Vedo che molta gente fotografa con stupore i mega yacht che sostano in estate davanti San Leone. La classe impiegatizia dei templi non è interessata se queste barche riescono o meno ad attraccare. La cosa importante è riuscire a fargli una foto da vicino con il proprio umile gommone per poi farlo diventare argomento della cena con gli amici. Andrea Barbera ha voluto così richiamare l'attenzione sulla mancanza a San Leone di un porto turistico attrezzato ed efficiente, dove poter fare scalo anche a una barca di grosse dimensioni, tipo quella di ieri. Torna sempre la tematica della mancanza di un vero porto che possa soddisfare le esigenze della vera nautica, continua Barbera, e il turismo da diporto di un certo livello. Ma voi pensate che gli agrigentini importi qualcosa? Sembra che esista solo l'aeroporto. L'importante è riuscire ad arrivare con la barca a Giallonardo, fare il bagno o il boat party davanti Pisciotto. Il porto non basterebbe a cambiare le sorti del borgo, servirebbe anche un piano del traffico che comprenda parcheggi e bus navetta, una vera ZTL, una vera pista ciclabile, decoro, pulizia, insomma una visione d'insieme in un sistema di servizi capace di generare profitti e benessere per la popolazione locale. Ma a noi, ha concluso il noto velista Andrea Barbera, piace fare il bagno a Giallonardo e non poter farcene mica una colpa, lasciateci fare.